Eder, Mech, Pallister. Liliana passa vicino a questo cartello con le due frecce che è alto 1,65 più 4 di base, quindi 169 cm, e stamattina anche Silvia ha fatto una foto nei pressi di questo cartello. Il cartello invece a destra è alto 1,75 più 9 cm di base. La settimana scorsa anche Sterpina aveva fatto una foto in quella zona. Claudio Sterpina è alto circa 1,80 m. Premessa. La prima foto che vi mostro è dei pantaloni di Liliana messi ad asciugare su apposito tavolo in sala autoptica. Per un semplice motivo ve li mostro, per spiegare a chi non se ne intende molto di fotografia e misurazioni come è solita operare la polizia scientifica. Sotto ogni oggetto sequestrato, prima di scattare la foto, la polizia colloca un righello di carta di 20 cm vicino all'oggetto, dove ad ogni tacca nera corrisponde un centimetro. Questo serve affinché, se un giorno si dovesse avere bisogno di sapere la misura reale di quel particolare oggetto, dalle foto si può benissimo ricavare, prendendo come termine di paragone il righello, la corretta misura. In questo esempio, la prima foto a sinistra è la foto originale della polizia scientifica con il righello. In quella a destra, con un programma molto sofisticato di photo editing, ho copiato il righello e l'ho posto sul fondo dei pantaloni di Liliana per vedere quanto lo stesso misurava. In questo caso il fondo dei pantaloni misura 11 cm e mezzo circa. Usando questo stesso identico criterio, eseguirò delle misurazioni che vi illustrerò in seguito. Ovviamente non avrò foto a disposizione di Lilli che abbiano un righello posto vicino a lei, ma avendo delle misure precise di alcuni punti fissi collocati vicino al soggetto, si può ugualmente fare la proporzione e sapere quanto misura un certo oggetto o una persona in una foto. Piede Lilli tombino. Con questa immagine, tratta dai video delle telecamere della scuola di polizia, misuriamo il piede della persona che cammina lungo il marciapiede. Prendiamo come righello, quindi come termine di paragone fisso, il tombino, che è la parte più scura che si vede in quei due rettangoli, e il tombino misura in larghezza 58 cm. Misurando il tombino con Photoshop, i 58 cm corrispondono a 127 pixel. Ora, misurando il piede, sempre con Photoshop, la misura in pixel del piede è di 74. A questo punto basta fare una semplice operazione, quindi una proporzione matematica, da cui si ricava che il piede è lungo più o meno 32-33 cm. Giammai questa misura in centimetri corrisponde a una taglia di scarpe numero 37, scarpa di Lilli. A dimostrazione di ciò si rileva, nella foto che vedete, fatte le giuste misurazioni con il righello apposito, la scarpa di Liliana è lunga effettivamente 26 cm e corrisponde a un numero 37 di taglia. Infatti le scarpe di Liliana erano un 37. In questo caso non abbiamo un termine di paragone fisso. Non è stato possibile misurare alcun oggetto vicino alla donna ai secchioni. Quello che ho potuto fare è confrontare la figura della schiena dell'uomo con quella della donna, stando gli stessi nella stessa posizione rispetto ai secchioni. Misurando le schiene è risultato che entrambe
misurano 41 pixel, cioè la schiena della donna è di uguale misura rispetto a quella dell'uomo. Considerando che Liliana indossava una taglia 38 o 40, come descritto negli atti, sembra alquanto anomalo che le schiene abbiano la stessa misura. Quella di Liliana avrebbe dovuto essere molto più piccola. In questa foto Liliana è vestita esattamente con lo stesso giubbotto e gli stessi pantaloni con cui è stato ritrovato il suo cadavere. Le scarpe sono diverse. Come si può notare, la silhouette di Liliana è molto esile, le gambe magrissime. Si può notare anche in questa foto il colore del giubbotto rispetto ai pantaloni, che appaiono molto più scuri del giubbotto, non come poi si vede dalle immagini di videosorveglianza della scuola di polizia. Usando questo fotogramma sono riuscita a misurare il piede della persona che cammina e il fondo dei pantaloni. Avendo come punto di riferimento la colonna, che realmente misura 48 cm, che corrispondono a 49 pixel, facendo le dovute proporzioni centimetri-pixel, ottengo che il piede misura 33 cm e il fondo dei pantaloni 15 cm. Ottengo con questa altra misurazione la stessa lunghezza della scarpa di quella che avevo fatto vedere prima. Il fondo dei pantaloni invece non risulta essere di 11 cm come quelli ritrovati indosso a Liliana. Utile anche confrontare il colore del giubbotto rispetto ai pantaloni, che appaiono addirittura più chiari, mentre quelli che sono stati ritrovati erano neri. In queste due immagini Silvia si è prestata molto gentilmente, e la quale ringrazio di cuore, di posare per le foto, essendo lei della stessa altezza e della stessa corporatura di sua cugina Liliana. Quello che emerge è che la figura di Silvia non arriva affatto all'altezza di entrambi i cartelli. C'è uno scarto notevole. Paragonando la figura della persona attribuita a Liliana, che raggiunge, anzi addirittura supera, l'altezza del cartello. Quindi tra le due figure c'è una differenza notevole di altezza. Questa dimostrazione mette qualche dubbio in più, e già ce n'erano, sul fatto che quella che transita in piazzale Gioberti sia Liliana. Oggi ovviamente si è subito tenuto un summit da parte della banda degli onesti, perché sono rimasti abbastanza increduli davanti a queste scoperte evidenti, e si pensa di mandare queste nuove informazioni ovviamente all'attenzione della procura. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.